In circa 200 hanno risposto in serata all'appello per non dimenticare Giulio Regeni a 2 anni dalla sua scomparsa. Il sit-in in Piazza delle Erbe è stato organizzato da Amnesty International, a cui si sono uniti il Comune di Padova, l'Università, i comitati studenteschi e altre associazioni del territorio. Alle 19:41 del 25 gennaio 2016 Giulio inviò un ultimo messaggio alla madre, poi il 3 febbraio fu ritrovato morto. Da allora solo ombre e tanti punti oscuri, con il regime egiziano che ha tentato più volte di insabbiare o sviare le indagini sulla morte del giovane ricercatore italiano. Oggi chi è sceso in piazza lo ha fatto ancora una volta per chiedere verità, una verità che a 2 anni da quel giorno ancora stenta ad arrivare. Fishermer Channel News, Padova.